Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha visitato nella giornata di ieri i giardini di Palazzo d'Orleans, sede della Presidenza della Regione. Ad accoglierlo all'ingresso del parco il governatore siciliano Nello Musumeci. Mattarella, accompagnato dalla figlia Laura e dal segretario generale della Regione Maria Mattarella, nipote del Presidente, ha fatto un giro dei giardini zoologico e botanico, da qualche mese riqualificati e riaperto al pubblico dopo anni di chiusura. Si è soffermato davanti al presepe artigianale allestito all'interno del parco. Al termine della visita il Capo dello Stato si è anche congratulato con Nello Musumeci per la cura e il decoro dei giardini, che tornano così a essere un luogo di attrazione. Ringrazio il Presidente Mattarella, ha sottolineato il Presidente Musumeci, per questo suo regalo a conclusione del mandato presidenziale. Averlo avuto con noi è stata una gioia e una piacevole e inaspettata sorpresa per i tanti visitatori che anche oggi affollavano i vialetti del parco retrostante la sede presidenziale.